Finita la sosta natalizia, torna in campo la Russo Sebastiano Calcio, che aveva chiuso il 2024 con l'eliminazione in Coppa Italia Promozione per mano del Santa Venerina. Nuovo anno che si apre con uno scontro diretto al Luigi Averna di Torre Archirafi. Arriva infatti il Belpasso, già sconfitto all'andata grazie alla rete di Leo Marraffino. Ha dunque inizio il girone di ritorno e la giornata numero 14 del campionato di promozione girone C. RSC in campo col 4-3-3. Calabretta in porta, Pennisi, Orofino e due laterali di difesa, coppia centrale composta da Salemi e Dadone. Mediana di qualità con Tomarchi in cabina di regia, Marino e Musar, le due mezzali in avanti, Marraffino e il rientrante Castorina ai lati di Capitan Fisichella. Questo l'11 scelto da mister Seminara, padroni di casa che partono fortissimo e già al terzo minuto spingono con Marino sulla tre quarti, poi Tomarchio interviene e smista per Marraffino dall'altra parte sinistro di controbalzo del 7 ad un passo dall'1-0 in avvio. Al nono Orofino, break in mezzo, può distendersi allora in avanti la RSC, verticale per Marino, cioccolatino per Fisichella sul secondo palo, destro al volo, svirgolato e chance divorata dai padroni di casa. Sciupano i ripostesi, concretizza al massimo invece il Belpasso, angolo di Gallo, deviazione sotto misura, paratone di Calabretta, ma sulla ribattuta arriva come un treno Marco Inserra che spacca la porta e fa 0-1. Vantaggio ospite al Luigi Averna, colpito il Belpasso con sua rete che la sblocca così. Reazione dei padroni di casa al 38esimo con Castorina che disegna per Marraffino a sinistra, sponda per Marino che di prima va per Fisichella, giocatone in mezzo a tre, poi col sinistro chirurgico nell'angolino, GF9, Jack lo squartatore, pareggia lui 1-1. Gol spaziale di Giacomo Fisichella con la fascia al braccio, prova a mettere lui le cose a posto. Ma dell'incredibile, quasi irrealistico quanto accade poco dopo, nemmeno il tempo di festeggiare, batte il Belpasso, riceve Gallo da Inserra, scodella in avanti il numero 4, dormita clamorosa dietro, sbuca Binanti che col destro la spedisce in fondo al sacco e fa 1-2. 53 secondi dopo il gol di Fisichella, 8 secondi dal calcio d'inizio, un pugno in pieno volto e prima frazione che termina così. Nella ripresa però la prima chance è ancora per il Belpasso, ancora con Binanti che qui riceve, si invola verso Calabretta e da due passi sfiora l'incrocio e manca il colpo del KO. A metà tempo Tomarchio a due tocchi riceve e imbuca per Fisichella, tutto solo in area, salta il primo avversario, riesce a saltare anche il secondo, poi viene murato e non riesce a colpire. Nel finale episodio clamoroso lo Iacono tocca per Fisichella che prende il tempo a Milizia, steso giù il 9, non c'è nulla per il direttore di gara postato 2 metri. E sarà questo di fatto l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, cade la RSC al cospetto del Belpasso, ripostesi che torneranno in campo domenica contro il Casteltermini.